L'obiettivo è tornare come prima e più di prima. Comincia un lavoro che è stato di fatto già improntato e che costituisce una grandissima sfida. Le prime parole del governatore Luca Zaia come commissario delegato per il maltempo. L'ufficialità arriva con la firma dell'ordinanza da parte del capo dipartimento Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. Da Roma 26 pagine fitte di misure, deroghe e semplificazioni. Una sfida cruciale. In passato, continua Zaia, sono stato commissario per l'alluvione del 2010. Questa di oggi però è la situazione più complicata che mi sia mai capitato di affrontare. A breve lo stesso Zaia procederà alla nomina dei vicecommissari e dei soggetti attuatori. Nel frattempo l'ordinanza arriva ai sindaci e ai tecnici del Veneto flagellato che a Longarone si ritrovano per fare il punto della situazione. 26 pagine, 6 delle quali fatte di deroghe alle norme nazionali necessarie per abbattere la burocrazia asfissiante. E il lavoro sarà moltissimo. Abbiamo strade in grave dissesto, abbiamo situazioni di rischio sopra le strade, sopra i corsi d'acqua, quindi sopra i centri abitati, dobbiamo intervenire in tempi brevi. E tra i punti chiave spiccano misure nuove mai applicate. Abbiamo previsto anche una misura straordinaria perché è la prima volta che la applichiamo, quella del nuovo codice, questo contributo di 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per le attività produttive per i primi interventi di ristoro dei danni e ripristino delle attività. Contributi una tantum riconosciuti solo nelle parti eventualmente non coperte da polizze assicurative. I commissari inoltre sono autorizzati ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgomberata. Il contributo può variare da un minimo di 400 euro mensili a un massimo di 900. È possibile inoltre erogare altri 200 euro mensili per ogni componente della famiglia di età superiore ai 65 anni o disabile con invalidità non inferiore al 67%. E ancora, l'ordinanza prevede la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui. Poi la partita cruciale degli alberi. Il legname rimosso potrà essere stoccato in apposite aree di deposito e per la rimozione in zone urbanizzate i commissari sono autorizzati anche a cedere il materiale ai soggetti che realizzano gli interventi come compensazione del lavoro. Inoltre potranno cedere a prezzo da stabilire il legname utilizzabile a fini commerciali o industriali. La tabella di marcia è strettissima, 3 giorni di tempo ai privati per rimuovere gli alberi nelle loro proprietà, altrimenti i sindaci agiranno d'ufficio. C'è un tema che a me è stato rappresentato, il problema del marciume, del legname. Dobbiamo intervenire prima dell'avvio della campagna invernale, delle nevicate. Tra le misure poi anche l'uso dell'esercito per il controllo antisciacalli. Unica nota stonata di oggi, l'assenza a Longarone di molti primi cittadini, come quelli dell'area del litorale colpito. Pensavo che ci fossero tutti, perché noi in Veneto trattiamo tutti nella stessa maniera. Quello che ho chiesto è di avere fiducia, non abbandoneremo nessuno.